Benvenuti, bentrovati allo Speciale Medicina. Oggi ci occupiamo un po' della nostra mente, del nostro modo di pensare, di fare, di realizzare, di idealizzare e il perché facciamo certe cose anziché altre e viceversa. La mente è molto complessa, però in realtà quando noi pensiamo di rivolgerci a uno psicologo o ad uno psicoterapeuta, pensiamo di andare perché c'è un malessere dentro di noi. Io non la penso così, io penso che bisognerebbe andarci anzitutto quando si sta bene, perché la complessità della nostra mente è quel momento che ci fa credere che tutto possa andare dritto in maniera perfetta, ma in realtà un aiuto, una conversazione, un dialogo, un'attenzione diversa da quella nostra ha una grande importanza. E oggi ne voglio parlare con Renato Schembri, psicoterapeuta. E allora la psicoterapia che cos'è? Cosa studia? Dove si incanala? A cosa serve? Simona, allora, come ti dicevo poco prima di attivare le telecamere, sinceramente sono onorato di essere qui con te. Sei una persona stimata, Grazie. Fai una trasmissione che è molto seguita e ti ringrazio, sono davvero onorato. Allora, ci sono tanti modi per descrivere cos'è la psicoterapia e a cosa serve la psicoterapia. Nella maggior parte dei casi il rischio è quello di utilizzare un linguaggio che poi diventa fumoso. Per forza di cose, perché gli oggetti interni, il mondo interno non si tocca con mano, no? E necessita di essere pensato. Ma ci viene in soccorso un premio Nobel che ha avuto come capacità non solo quello di proporre un modello, ma di proporlo con un linguaggio, probabilmente questo ha contribuito a farlo diventare premio Nobel, Daniel Kahneman, credo nel 1970, abbastanza comprensibile, almeno in un primo momento. Allora, dove sta? Tu dicevi c'è una complessità della mente. Allora, c'è una mente che a noi facciamo rispondere con la conoscenza, con la consapevolezza, con la razionalità, con l'intelligenza, che chiameremo sistema 2. D'accordo? Sistema 2. Come dice Kahneman. Ora, questa mente come funziona? Funziona che è come una persona che va in bicicletta e deve pedalare in salita. richiede impegno. Dice Daniel Kahneman, quando si attiva il sistema 2, Freud avrebbe detto, ma non è la stessa cosa, ma ci sono delle analogie, il processo secondario, ma diciamo sistema 2. Questo richiede fatica, tanto che il cervello richiede glucosio, vuole benzina, no? Ora, il fatto che non abbiamo solo questa mente, questo sistema, ma ce n'è un altro che nel corso degli anni, dei secoli, dagli scrittori, dei filosofi è stato chiamato il cuore, la parte passionale, l'inconscio. Abbiamo, diciamo, ovviamente tutti questi termini non sono simmetrici uno con l'altro. Certo. No? E quest'altro sistema. Quest'altro sistema di cosa nel sistema? Questo sistema, diciamo, questo funzionamento della mente è un po' più primitivo, sì, no? Che i neuropsicologi descrivono facendo riferimento a delle parti del nostro cervello. E questo sistema non funziona bisogna sforzarsi, è come un treno, quello funziona 24 ore su 24 in automatico e porta con sé una dimensione emotiva che non può essere prevista, molto spesso prevedibile. No, un mio paziente sogna una zingara. No? E allora in maniera forzata o meno, eccetera, non sto qui a dire il sogno, allora giochiamo il cuore è uno zingaro e va, no, la canzone allora, e funziona così, come sappiamo, cioè che va per i fatti suoi, così come il sistema 2 produce, il sistema 1 produce questa mente più primitiva, una parte meno consapevole della nostra mente, produce continuamente pensieri, emozioni, visioni, rappresentazioni. E come si controlla questa cosa? Cioè, come viene controllata? Da quale parte verrà controllata? Se noi pensiamo così tanto e andiamo avanti come un treno, ci deve essere qualcuno che tira il freno, no? Senza creare panico, perché nel treno lo sappiamo, se tiriamo il freno tu crei allarme e non si può. E come facciamo a gestire questa cosa? Ora, per quello che possiamo dire, diciamo, di questa mente più primitiva, noi possiamo immaginare di poter tirare il freno, cioè di bloccare la mente, ma questo non è possibile.
E allora che non è possibile, o meglio, sarà possibile quando diventiamo orizzontali, Okay. ma in altri non è possibile, questa mente non può essere disattivata. Quindi cosa accade quando ci sono delle sofferenze? Quando ci sono delle sofferenze dobbiamo apprendere il funzionamento di questa mente più primitiva, ne siamo obbligati. Ora, quando ci sono delle sofferenze, bisogna vedere, diciamo, il grado di sofferenza. Ora, nella maggior parte dei casi nella nostra vita andiamo incontro a delle sofferenze che non possono essere evitate. Quello che, per esempio, ci sono moltissime sofferenze che non possono essere evitate, che sono la nascita, il cambiamento, la vecchiaia, la morte, stare vicini a situazioni, cose, persone che non amiamo, è impossibile. Stare lontani da situazioni, cose, persone che amiamo. Poco fa parlavamo di persone care che stanno lontani prima della trasmissione, come fai ad evitarlo? Oppure un lutto, no? Queste non possono essere evitate, ma questo lo chiameremo, è un dolore, no? Inevitabile. Certo. Su questo dolore delle crepe che si aprono di fronte ai nostri piedi possono crescere delle piante spinose invece che possiamo evitare di affrontare, e sono l'ansia, la depressione, e l'angoscia. questa è una seconda parte, perché Sì. io vorrei anche che arrivasse un altro messaggio. Io all'inizio in premessa così un pochettino ho buttato giù lì una cosa che potrebbe anche essere sbagliatissima. Dico, perché andare da uno psicoterapeuta o da uno psicologo quando si sta male, quando si avverte quella sofferenza, quando si è andati oltre il fatto di essere un essere pensante un po' fuori la norma, cioè pensante un po' di più a prescindere dalla tua stessa volontà, perché si innescano questi circuiti, questi cortocircuiti pensieristici che si accavallano e ti fanno andare avanti, come abbiamo detto, veloce come un treno. Non potremmo noi anzitempo fare una prevenzione? Un concetto di prevenzione c'è in una persona che apparentemente non ha alcun problema, ma in realtà dentro ha un fuoco di tante cose che a un certo punto non riuscirà più a domare. Non ci può essere qualcosa indifferita che noi possiamo prevenire prima, oppure dobbiamo aspettare la sofferenza? La sofferenza è intesa come angoscia, Ovviamente, ansia, depressione, come ansia, non come dolore non evitabile. No, come angoscia, come ansia, come proprio quello che ci porta dallo psicoterapeuta, che fa parte di queste cose, perché noi parliamo non dell'organico, parliamo della mente, della psiche, no? L'organico c'è il medico poi a un certo punto, però per quello che riguarda la psiche in questi tempi. Sì, allora io ti dirò, Simona, la mia idea, semplicemente la mia idea. Sì. Io credo che andare fare una psicoterapia abbia un costo, e non mi riferisco soltanto al costo economico, anche a un costo di tempo, di energia, di investimento affettivo, e quindi a mio avviso la psicoterapia va fatta se il gioco vale la candela. E allora cercherò di specificare dal mio punto di vista cosa si può intendere il gioco vale la candela. Quando c'è una sofferenza che non può essere contenuto, quando c'è una sofferenza che implica un danno a carico delle relazioni personali, la difficoltà a costruire relazioni o a mantenere relazioni, oppure quando c'è una difficoltà a mantenere il lavoro, a stare al lavoro, a fare il proprio lavoro, ad avere cura degli altri, ad avere adensia. Tiro fuori questa parola che a me piace molto, siciliana, che dà l'idea, no, della cura, dell'avere cura degli altri e dell'avere cura di se stessi. Quando questo non c'è più, e quindi implica, diciamo, ci sono delle manifestazioni dei nostri disagi psichici, e allora a mio avviso vale la pena andare a fare una psicoterapia. Altrimenti ci sono altri strumenti. Quali sono questi strumenti? Stiamo vivendo un terzo millennio di grandi difficoltà, no? Sembra che le menti a volte impazziscano, non volontariamente, impazzire nel senso non vero e proprio della parola, nel senso della bizzarria delle azioni, dei fatti che avvengono, no? È come se fossimo un po' fuori controllo nella maggior parte dei casi. Qualcosa di strano avviene nel mondo di oggi, no? Nella mente umana. Non ci vorrebbe una guida un po', no? Ci vorrebbe una conversazione, un dialogo, secondo me, con lo psicoterapeuta. Sentiamo troppe cose tristi che avvengono. Sì, durante il lockdown e dopo il lockdown, indagini attendibili indicano che nel 40% della popolazione italiana ci sono state delle manifestazioni di sofferenza psicologica. È alta questa percentuale? 40%. Ora,
vediamo un attimo una percentuale di una sofferenza che è particolarmente grave ed è diffusissima e si manifesta nelle sue forme più eclatanti bloccando la persona, la depressione maggiore. Cioè, per intenderci, basta pensare magari alle nostre conoscenze, delle persone che frequentiamo per motivi di lavoro, nelle nostre famiglie, la persona che è solo non ci si riesce ad alzare dal letto, non si riescono a fare le cose, la visione nel futuro è assolutamente distruttiva, pessimistica. Ma di che età parliamo? Eccetera. Un'età giovanile, un'età media, No, adulta? l'indagine, se non ricordo male, è fatta a partire dai 15 anni, 14 o 15 anni. E, la percentuale per la depressione maggiore è del 7% della popolazione, 6,7%, è una cifra enorme. Stiamo parlando della depressione maggiore. Immaginiamoci poi le manifestazioni depressive meno eclatanti. Ora, dopo il lockdown, a soffrire di più di questo tipo di sofferenze sono stati soprattutto i giovani, con un incremento importantissimo della percentuale dei giovani che sono andati incontro alle sofferenze psicologiche significative, le donne, più degli uomini, le fasce economiche della popolazione più svantaggiate, per motivi ovvi. Il lockdown ha comportato per molti lavori, non per tutti, per molti lavori un danno a carico dell'economia della famiglia e quindi della possibilità di costruire prospettive, di fare. Questo non può non avere non può non incidere Certo, ma si può ritornare a stare bene come prima, ad avere pensieri più floridi, meno bui, meno pessimistici, meno cupi, meno disastrosi. Si può ritornare indietro, si può ritornare ad essere come prima, o quando si cade nella depressione maggiore, purtroppo quel tic-tac è un tic-tac che ciclicamente ritorna. Allora, non solo si può, si deve assolutamente, perché uno dei problemi principali di questo tipo di manifestazioni, attenzione, stiamo dicendo l'ansia, la depressione, ma ci sono tantissime altre manifestazioni, per esempio disturbi di personalità di vario tipo sono molto frequenti, diffusi, oppure le patologie gravissime come la schizofrenia, psicosi, eccetera. Ma quello che, diciamo, più presente, diciamo, nella popolazione sono le problematiche di tipo ansioso e le problematiche di tipo depressivo. Se un amico farmacista gli chiedi, dice, ma che cosa vendi? O ti dirà immediatamente le cose per il raffreddore e immediatamente dopo benzodiazepina a fiumi. Quindi tu dicevi, ma si può in questi casi, cioè, si deve, perché uno dei problemi principali di questo tipo di sofferenza è che non viene curato subito, non viene riconosciuto. Io non ho faccio un lavoro in ambito clinico privato con la psicoterapia, non posso parlarti di migliaia di casi come può fare una persona che lavora in un servizio che vede chissà tantissime persone, ma nel corso degli anni, dei decenni, di 3 decenni, insomma, ti posso dire che effettivamente in moltissimi casi si dice vabbè, ma io ho provato a farcela da solo, partono 5 anni, ma sì, ma io ho provato, allora l'alcol da ragazzi, non si capisce che succede, ma ci sono tantissimi modi, diciamo, per l'iperlavoro, cioè lavorare con frenesia, il fare automatico, no? Perché lavorare va bene, ma un fare, diciamo, automatico senza fermarsi mai, per esempio. Devo fare una domanda che ritengo importante, almeno, mi auguro. Allora, molti giovani che si recano dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, la differenza sarà nell'approccio clinico, evidentemente, no? Fra le due figure. Lo psicologo ha una laurea quinquennale, la psicoterapia è una specializzazione, come per il medico, fa psichiatria, eccetera. Per capire, perché magari certe cose non le sappiamo. E magari, siccome, ecco, andare allo studio può comportare anche un sacrificio, una difficoltà per i genitori, esiste il collegamento online, è qualcosa che funziona realmente, o in realtà sarebbe meglio guardarsi negli occhi o essere guardato, essere ascoltato non in maniera, insomma, ecco così, virtuale, tra virgolette? Allora Simona, anche qui ti dirò della mia esperienza. Siamo passati per il lockdown e era indispensabile utilizzare il computer. Ma era indispensabile in quel periodo? Era indispensabile. Ora, questo ha cambiato i nostri costumi.
E quindi cosa accade? Che questo strumento, il Skype, Zoom, eccetera, eccetera, queste piattaforme vengono utilizzate moltissimo e sono dal mio punto di vista un compromesso, quindi se non c'è un'alternativa va bene così. Quindi è consigliabile solo quando non c'è alternativa, perché si perderebbe questo contatto. Non è importante dal mio punto di vista stare assolutamente vicino, sì. parlare Io non ho mai fatto delle consulenze online, ma non ho mai fatto una psicoterapia che è nata dall'inizio online. Però adesso è, diciamo, molto comune. Adesso ci sono piattaforme che utilizzano, che organizzano, come dire, l'incontro finale con gli psicologi online, eccetera, eccetera. Ma magari i ragazzi sono così tanto modernistici intellettivamente che accettano come un fatto naturale un incontro del genere. Io ti dico la mia idea. La mia idea è che è un compromesso, che va accettato e che va accettato. Per esempio, ci possono essere persone che hanno difficoltà all'incontro di persona all'inizio per vari motivi e quindi può essere un compromesso per avvicinarsi a. Ma questo è importante, questo messaggio, è importantissimo. Sì, una domanda vorrei fare. Allora, anche perché non abbiamo tantissimo tempo, allora se uno volesse leggere un libro, ecco, non è facile la terminologia dello psicologo o dello psicoterapeuta in questo caso, cioè è molto complessa, il vostro linguaggio è complesso, Quindi c'è qualcosa che noi potremmo leggere, perché ecco, lo psicoterapeuta può essere anche qualcuno che elabora qualcosa di scritto che può affascinare e potrebbe anche indicare una strada, un qualcosa che ti spinge ad essere curioso, interessato, immedesimarti e capire quello che magari spesso di te non riesci a capire. Un consiglio. Allora, mi verrebbe da dire direttamente... Reiko, per esempio, no? Io non allora, qui c'è un'ingenuità da parte mia, perché sono una tentatrice allora, psicologica. se fossimo stati, come dire, in una squadra di pallavolo, io sarei stato un pessimo giocatore, perché tu hai alzato la palla e io stavo lì a guardare. Sì. Allora, io ti ringrazio. Allora, citerò innanzitutto per quanto riguarda la psicanalisi degli scritti di Stefano Bolognini e di alcuni più recenti e di Antonio Ferro, che si rivolgono a una platea, diciamo, di non specialisti. Sono degli psicanalisti tra i più accreditati in Italia e utilizzano un linguaggio molto diretto e nello stesso tempo riescono a dire cose molto interessanti. Per quanto riguarda la schiacciata, diciamo, allora, per i telespettatori, io faccio, oltre che fare questo, diciamo, mi occupo di scrittura, ma in maniera slegata dalla professione, e quindi scrivo romanzi. Ti ringrazio per questa domanda. Reiko, la vera storia di Sonia Riotta, è un romanzo che è edito da Maurizio Vetri, editore, che diciamo, ha avuto l'attenzione nei confronti di questo lavoro, è arrivato a pubblicarlo, a sostenerlo. E in Reiko è un romanzo a sfondo psicologico, ma non vengono proposte dei pistolotti teorici, no, la protagonista Sonia Riotta, di fronte a drammi che si svolgono in due dimensioni della sua esistenza, una intima, l'altra invece sociale, pubblica, attraverso l'incontro con un personaggio politico che si chiama Emiliano, che fa una battaglia politica, lei invece deve fare una battaglia nel suo piccolo mondo del privato. Incarna alcune sofferenze e le mostra al lettore con uno stile narrativo in prima persona. Sonia, scopriamo Sonia dalle prime pagine del romanzo, in carcere, ha ucciso una persona e viene intervistata da un giornalista esattamente come stai facendo tu con me, e comincia a raccontare e si scopre un po' quello che dicevi tu, una persona normalissima, un insegnante, ha un figlio, un fratello, è divorziata, vive a casa della madre, deve andare a vivere da sola, una vita normalissima, troppo normale fino a un certo punto. E piano piano nel romanzo vengono presentate una serie di vicende
che ci raccontano della nostra vita quotidiana. Quindi e di come si può arrivare a vivere delle sofferenze importanti raccontate da Sonia Riotta in prima persona. Beh, lo leggeremo questo libro, Reiko, no? Interessante, poi scritto da uno psicoterapeuta potrebbe indicarci una via, un'attenzione, ecco, un'attenzione, un interessamento. Siamo troppo disinteressati alle storie della nostra mente, crediamo di poterle domare e gestire, ma in realtà spesso non è così, abbiamo bisogno di voi. Voi non potete mancare, sarete tanti, però la qualità nella quantità è estremamente importante per noi. E meno male che ci siete, quella è una cosa che io ho sempre considerato fondamentale. Quindi questo libro può essere un'indicazione importante per una lettura che a volte, quando è inquadrata soltanto specialisticamente dentro la psicoterapia o la psicologia, noi non ci capiamo niente. Noi non ci capiamo niente, voi avete fatto un percorso di studi che già di su è complicatissimo, perché anche nella terminologia, nella cosa, è difficile. Quindi ecco, noi vogliamo capire se rivolgerci a voi e migliorare la nostra vita o peggiorarla. Noi non vogliamo peggiorarla, siete indispensabili. Ecco, questo lo voglio dire con tutto il cuore. Grazie Renato Schembri. Grazie per la tua attenzione, grazie a tutti i telespettatori, sono onorato per il tuo invito, ti ringrazio tantissimo. E noi siamo onorati di questo messaggio. Grazie. Allora, un piccolo invece saluto a chi ci ascolta, per esempio un padre o una madre che ha un figlio un po', diciamo, il termine come dice, da redenzia piace, ma anche particolare. A volte il particolare sta in tante cose, nel vero, nel falso, nella patologia, nell'esuberanza, è una confusione il particolare. Ecco, se si hanno figli, cosa dobbiamo attenzionare per non preoccuparci o preoccuparci? Ecco, questo consiglio vorrei che arrivasse. Allora, la parola denzia io me la terrei cara, molto cara, perché significa dare tempo, dare spazio, dare fiducia, in alcuni momenti esercitare una funzione direttiva, in alcuni momenti ci vuole, quando ci sono comportamenti che possono produrre un danno a se stesso o agli altri, allora bisogna esercitare una funzione direttiva, lì sì, ma se questo non è necessario, allora la denzia, che poi significa essere presenti, ascoltare, dare tempo e dare fiducia è l'elemento indispensabile. Quando ci sono delle difficoltà che implicano, come dicevamo prima, una impossibilità a fare le cose, una sofferenza incontenibile, allora vanno coinvolte le figure attrezzate, ci sono nei servizi, nel mondo del privato, eccetera, eccetera. Può permetterselo, no? Diciamolo. E non c'è motivo di vergogna a ricorrere a questo aiuto, perché anche questo purtroppo a volte è un piccolo tabù che ci portiamo dietro, perché dove c'è la mente si pensa ci siano malattie gravi, invece non è così. Lo vogliamo dire? Sì, questa è dopo il lockdown è cambiato molto a mio avviso, è cambiato molto, è come se di fronte all'impotenza vissuta in modo planetario che ha messo in difficoltà le nostre certezze, no? Le nostre sicurezze, tutti, no? Poco fa parlavamo del 40%, questi sono dati statistici, diciamocelo, ecco, senza riferimenti scientifici, tutti abbiamo provato una grande difficoltà e abbiamo toccato con mano alcune sofferenze perché sentivamo la necessità di essere aiutati, no? Quindi dopo il lockdown credo che sia naturalizzato in noi il concetto sia cambiato molto, sia cambiato molto, questa è la mia idea. Ma è una bella idea, è anche è una bella idea, perché è giusto essere aiutati quando ce n'è bisogno. Ci sono anche le strutture pubbliche per chi non ha magari la possibilità, perché c'è un costo anche, no? Ad essere seguiti dallo psicologo, dallo psicoterapeuta. Che ben vengano queste figure, ne abbiamo bisogno anche quando stiamo bene. Io sono convinta che anche quando stiamo bene ne abbiamo bisogno, ormai va così. Grazie Renato Schembri, grazie per questo libro che leggeremo, Reiko. Sarà interessantissimo anche perché voi siete figure interessanti, quindi la vostra scrittura lo sarà di conseguenza e io sono ben lieta di aver conversato oggi e trattato argomenti che sono difficili da concentrare, però alla fine abbiamo detto qualcosa che è arrivato bene. Mi fa piacere, mi fa piacere. Grazie Renato Schembri, io vi saluto e alla prossima puntata. Ciao ciao! Shoo-doo-doo-wop.
nights and long days. We'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times. I'll take good care of you, don't think twice.